Quinta corsa dall'Arcoveggio, un confronto per soggetti di categoria CD, 1660 metri, 8 al via. 1 City Lux, 2 Eclatante S, 3 Cralgido SM, 4 Daytona di Cecco, 5 Discovery Mail, 6 Dorotea in seconda linea, 7 Attic DL, 8 Diamond Francis. Pronostico molto incerto con praticamente 3 cavalli sulla stessa linea, in prima fila Cralgido SM e Dorotea, dietro Diamond Francis. Macchina intanto che accelera, partiti con la velocità iniziale di Dorotea che deve però superare Discovery Mail e anche all'interno tentativi di Eclatante Se e Daytona di Cecco. Insiste al largo Dorotea contro Eclatante Se che però si oppone e Dorotea deve accodarsi in seconda posizione precedendo Daytona di Cecco. Primo parziale violento, 13,7 per assumere il comando da parte di Eclatante Se che completa il quarto iniziale in 28,1. Dorotea in scia, poi Daytona di Cecco, quarta posizione in corda per City Lux, mentre per corsie esterne c'è Discovery Mail con la terza corsia da parte di Cralgido SM, mentre in coda c'è Diamond Francis insieme ad Attic DL. Intanto avanza in terza ruota Cralgido SM e al passaggio supera Discovery Mail per approdare al sediolo di Eclatante 6, 59,7 il passaggio agli 800, secondo quarto tranquillo in 31,6. Ora però la terza ruota è per Diamond Francis che viene via deciso, siamo all'altezza del chilometro in 1,14,9. Diamond Francis va su Eclatante S, quando siamo a 500 dall'arrivo. Frazione ora velocissima in 14,5. A contatto c'è Dorotea, poi Daytona di Cecco, gli altri faticano. Tentativo di City Lux in terza ruota. Intanto in vantaggio è sempre Eclatante 6, ci prova nuovamente Diamond Francis, poi Dorotea lungo la corda, ultimi 120 metri di gara, lo scatto di Dorotea all'interno. Dorotea sembra quella con più speed nel finale. Dorotea passa e vince, mentre al secondo finisce Eclatante 6 precedendo di misura Diamond Francis. 1,14,2, 29,9 a chiudere. Dorotea non riesce a sfilare ma la vince in open stretch con Vincenzo Luongo in sediolo per conto di Gennaro Casillo e del signor Andrea Cagliani. Andiamo a rivedere le battute conclusive. Il primo piano di Dorotea netto sul traguardo, il secondo per Eclatante SE che si sottrae al tentativo estremo da parte di Diamond Francis.